Buongiorno e benvenuti. Oggi è sabato 21 febbraio 2026. Il sole sorge alle 6:40 e tramonta alle 17:45. La luna si leva alle 11:30 e cala alle 21:30. Oggi si celebra Santa Eleonora. Il nome Eleonora deriva da Eleos, in greco vuol dire compassione, quindi compassionevole. Oggi, 21 febbraio, è la giornata internazionale della lingua madre. È stata istituita dall'UNESCO per promuovere la diversità culturale e il multilinguismo. La data ricorda il sacrificio degli studenti uccisi a Dacca nel 1952 mentre lottavano per il riconoscimento del bengalese. Come sottolineato dall'UNESCO, la valorizzazione della lingua madre è un pilastro fondamentale per un'istruzione di qualità e per l'emancipazione di ogni individuo. Auguri a Tiziano Ferro che oggi compie 46 anni. Il cantautore che ha conquistato l'Europa con Perdono, che ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo, è uno dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Poliglotta e versatile, ha collaborato con grandi artisti di ogni genere e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Dal 2021 è anche membro della giuria dei Grammy Awards. Festeggia oggi anche Caterina Balivo, per lei sono 46 candeline. La conduttrice ed ex modella che si è classificata terza a Miss Italia nel 1999 ha fatto parte del team di Uno Mattina e Casa Rai 1, dove ha mostrato le sue doti da ballerina. Dal 2023 conduce La Volta Buona, il programma che ha preso il posto di Vieni da me. E oggi è un altro giorno su Rai 1. Infine, Tedua compie 32 anni. Il rapper genovese, che ha avuto un'infanzia difficile, ha cominciato a fare musica con il collettivo Wild Bandana e ha raggiunto il successo con Orange Country Mixtape, che ha visto la partecipazione di artisti come Sfere Basta, Gali e Ercomi. Dopo un periodo di pausa è tornato alla ribalta nel 2023 con La Divina Commedia, un album che ha ottenuto il doppio disco di platino e che ha dominato la classifica dei singoli. Il simbolo della pace compie gli anni. Il 21 febbraio, infatti, del 1959 il mondo era spaccato in due delle superpotenze nucleari e un gruppo di giovani pacifisti inglesi scelse il disegno di Gerald Oldham, un artista che si era opposto alla guerra per chiedere il disarmo nucleare. Oldham infatti unì le lettere N e D che stavano per disarmo nucleare dentro un cerchio che rappresentava il mondo. Il simbolo della pace nacque così. Oldham non brevettò mai il suo logo, ma lo lasciò libero di essere usato da chiunque lo volesse. Oggi il disegno originale è conservato al Museo della Pace di Bradford, in Inghilterra. Avete mai sentito dire che qualcuno sta aspettando Godot? Questa espressione viene da una famosa opera teatrale di Samuel Beckett, in cui due uomini aspettavano invano l'arrivo di un misterioso Godot che non si fa mai vedere. L'opera è un simbolo dell'assurdità della vita umana che si consuma in un'attesa senza senso e senza fine. Quando si dice quindi che si sta aspettando Godot, si vuole dire che si sta perdendo tempo in una situazione che non cambierà mai, senza fare niente per migliorarla. Era il leader dei musulmani neri che volevano separarsi dai bianchi e difendere i loro diritti con la violenza. Era l'antagonista di Martin Luther King, che invece praticava la pace e la non violenza, ma dopo un viaggio alla Mecca cambiò idea e si avvicinò a un Islam più aperto e tollerante. Questo gli costò la vita. Il 21 febbraio del 1965, infatti, 3 sicari della sua vecchia setta lo freddarono a New York davanti ai suoi seguaci. Stiamo parlando di Malcolm X, il simbolo della resistenza nera che morì come un martire e lasciò un messaggio di orgoglio e resistenza. La storia di Anais Nin del 1933 racconta l'incontro estremo tra la scrittrice e il padre Jacquin, che l'aveva abbandonata da piccola. Cercando di colmare un vuoto emotivo non risolto dalla psicanalisi, la Nin si spinse fino all'incesto, vivendo una passione proibita durata 9 giorni. Questa trasgressione, documentata nei suoi celebri diari, rappresentò per lei un tentativo paradossale di liberazione definitiva dai traumi dell'infanzia. E ci salutiamo con la nostra affezionata frase del giorno. Se la vita è solo un passaggio, in questo passaggio seminiamo almeno dei fiori.
Immaginate se ognuno di noi piantasse un fiore, che meraviglioso paesaggio ci sarebbe. Io vi auguro un giorno in cui possiate soffermarvi a guardare le piccole cose e intanto noi ci rivediamo domani, sempre qui, stesso posto, stessa ora, non cambiate canale. Una buona giornata dalla vostra Jaire.